in diretta dall'ospedale Cotugno di Napoli. Buonasera, ieri in Campania altri 31 positivi su 1839 tamponi, ancora purtroppo 6 decessi, salgono in tutto a 358, in rialzo c'è però anche il numero di Covid-2 che sono 1220, 100 in più, 4.349 è il totale dei contagiati. Ed ora due notizie, come avete anticipato, sul fronte della ricerca e sperimentazione, tutte napoletane. A inizio maggio arriveranno i dati della sperimentazione del tocilizumab, il farmaco antiartrite reumatoide impiegato con successo nelle forme gravi di polmoniti da virus. A dirlo è il professor Paolo Ascierto dell'Istituto dei Tumori Pascale di Napoli, e ci sono i primi dati di uno studio dell'Istituto Change di Napoli per i ricercatori alla base della predisposizione alla infezione e gravità della malattia sviluppata dal Covid. Ci sarebbero fattori genetici ereditari. Ed ora andiamo a Procida per vedere come l'Isola ha affrontato questa emergenza da coronavirus e quali sono le aspettative per il futuro anche per quanto riguarda il turismo. Sentiamo l'intervista e poi la linea può tornare allo studio.